Amo! Amore, ho il telefono con Giacomo. Pure io l'ho Me l'ha sentito. detto, ti sei messo d'accordo con la Loddo? Gli faccio, no, guarda che ieri siamo incontrati, gli ho detto, ho bisogno urgente di urti. Ma senti un po', ma ieri, ma sei andata tu stamattina? Amo, stamattina l'ho chiamato, ero stronzo di Spinelli, mi ha detto, no, stamattina non ce la faccio, puoi venire domani mattina. Oh, io devo pagare l'affitto, cioè, ti dai una mossa, rincoglionito di merda, gli stavo Sì, mi dicendo. ha detto pure a me, io ho detto non me ne frega un cazzo. Piata giù. No, io domani mattina, mi va detto, poi, no, domani però mi chiami prima di venire, sì, sì, domani mi metto là, ti giuro. No, no, vai direttamente, ma... Sì, sì, sì. Sì, tra Anche tu, l'altro pure a me... no, allora io, a parte che dovevo prendere assolutamente di più, Mm. però siccome l'altra volta comunque che sono andata già con una parte, oggi mi ha dato la cosa, quello che mancava, però io ho detto Ah, che gli devo portare dei documenti, perché io ho detto guarda che se comunque dovevo venire non era per questo, dovevo venire per... Però siccome magari io ho fretta e tu comunque ti senti in soggezione, io come che risalgo ti porto tutte le ricevute, mm, mm. tipo gli porto tutti i libri Bene, bene, scolastici, amore. che non compro ovviamente, però tutta una scarrellata di libri e così almeno, Portare tutti i preventivi, che no, non per le palle. così almeno ci ritorno, Mm, perché è la che cosa palle. migliore. Tu No, io domani mi invece? metto... No, no, l'ho chiamata alle 9:30, mo. Ero sveglia, l'ho chiamata alle 9:30, non mi ha risposto. Mi ha richiamata alle 10, mi ha detto... oggi, tutto così, puoi parlare, mi va a venire il Perché coglione non ha pieno. sentito, non ha sentito. Ho capito, ma mi sbatto il cazzo, 11 giorni per pagare l'affitto. Sì, ma Io. poi L'ho l'affitto detto, comunque è una cosa che sta. no, li ho sentiti, ma guarda che lo sai che vivo qui. Cioè, non è che è una cosa nuova, gli ho detto, così proprio gli ho detto, eh. Faccio comunque se po' oggi e se vengo domani mattina. Che cazzo. Non mi Mm, cazzo. ma sai qual è il fatto? Che a me quello che mi fa incazzare è che quelle deficienti hanno creato questo problema, perché se no non c'era. Sì, perché sono sempre lì a chiedere, a chiedere, a chiedere. Domani Quindi è a colpa di queste stronze, perché io oggi gli ho battuta e gliel'ho tirata. Infatti guardi che io non sono una persona maleducata come tante altre ragazze. infatti vivo anche io così domani mattina. Dico, non è che vengo qua a chiedere ogni giorno qualcosa. No, Io no. ho detto, se non ho il permesso non ci provo neanche. Certo. No, queste sono Aris e Iris.